sempre più simile a un deserto. L'analisi dell'Istituto di ricerca dell'Acli Sardegna sulle ultime previsioni demografiche dell'Istat non lascia spazio alle interpretazioni. Da qui al 2031 la popolazione sarda perderà oltre 54.000 persone, scendendo sotto la soglia del 1,5 milioni di abitanti. Un declino costante e, salvo inversioni che non sono all'orizzonte, inarrestabile, tanto che nel 2080 i residenti saranno poco più di 850.000. La Sardegna sarà una delle regioni d'Italia a perdere la maggior parte della popolazione rispetto al dato base del 2024. Infatti al 2080, insieme alla Basilicata, avranno perso circa il 46% della popolazione attuale. Ed è un dato molto rilevante se lo confrontiamo con quello che accade in altre regioni italiane. In particolare nel nord Italia perdono molto meno, quindi la situazione della Sardegna e della Basilicata appare abbastanza preoccupante. Una desertificazione dove a mancare sono soprattutto gli under 14, destinati a rappresentare tra 5 anni appena l'8,3% della popolazione, la percentuale più bassa tra le regioni italiane. Si rimarrà comunque al di sotto del tasso di ricambio, che è il numero di 2 figli per donna. Per invertire il trend servirebbero decisioni immediate. Introdurre delle politiche che fanno sì che aumenta la quota di popolazione giovane. Quindi azioni che mirano a riportare in Sardegna i giovani sardi che sono all'estero, ma anche far arrivare in Sardegna giovani che non sono sardi ma che possono costruire delle opportunità di crescita e di sviluppo nella nostra terra.